Non mi sono mai innamorato, non mi sono mai piaciuti. Pensate, a me non mi piaceva Facebook, non mi piaceva Instagram, figuriamoci TikTok. Allora qualcuno vorrà dire, dice, ma perché ci stai? E ci sto perché è il mio lavoro, che poi attenzione, hanno anche un'utilità, perché si sono scoperti dei talenti nascosti, si sono scoperti delle persone che sapevano fare delle cose bene e magari non si sapevano, tramite i social si sanno, però non me ne voglia nessuno. Molte volte io chiamo TikTok la madre degli stupidi. Dice, ma perché? Perché la madre degli stupidi è sempre incinta. Quindi su TikTok ce n'è a migliaia. A me non mi piace un social che sta diventando protagonista solo ed esclusivamente, molte volte lo considero un social violento, lo considero un social pieno di insulti, lo considero un social molto aggressivo. Per me il social non deve essere questo qua. Anzi, io consiglierei pure alle istituzioni, alla polizia postale, quello che è, di mettere un bel freno, perché molte volte non si dà un buon esempio.